Verso la scadenza degli ATO e la riassunzione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in house. Pro e contro. Inchiesta del videogiornale Davide Saglia. La raccolta dei rifiuti tornerà ad essere di competenza comunale, dato che gli ATO, enti ormai in liquidazione, dal prossimo ottobre cesseranno il loro compito gestionale. Ma il comune di Agrigento, sprovvisto di mezzi, strutture e personale adatto, indirà un bando per assegnare il servizio ad un privato, che effettuerà la raccolta urbana e lo smaltimento dei rifiuti. C'è però chi si dice contrario ad un affidamento esterno del servizio e vorrebbe una gestione in-house, cioè di pertinenza esclusiva del comune. La questione sarà oggetto di dibattito del Consiglio Comunale straordinario, convocato per domani e che dovrà analizzare pro e contro di una gestione interna, ma soprattutto i costi di un affido esterno. E nell'attesa che arrivi il parere di Aula Sollano abbiamo chiesto ai cittadini, che a differenza degli amministratori sembrano avere le idee abbastanza chiare. Ma io penso che dovrebbe essere gestita dal comune, cose che fanno le cose giuste, che purtroppo le fanno sbagliate. Dal comune perché è un servizio pubblico che deve essere fatto in maniera possibilmente pulita e sistemata, e quindi il privato invece spesso e volentieri pensa a farsi più i fatti suoi che gli interessi dei cittadini. Bisogna che ci pensi il comune su tutti gli argomenti, anche lato idrico e la spazzatura. Io penso che il comune è adatto e ha le possibilità di realizzare queste opere. Dal comune, io la penso così, perché per essere sindaci che sono qualche cosa di cervello ce l'hanno, è giusto? Perché privati? Secondo me dal comune, perché di prima pagavamo poco e più servizi avevamo, ora abbiamo meno servizi e di più paghiamo. Per me nei comuni. Perché il comune l'ha dato ai privati? Io voglio sapere questo dal signor sindaco, che ora si lamenta pure lui, ma si lamenta come? A voce, ma no a carta, diciamo. Perché questa cosa della spazzatura dovrebbe gestire il comune sia questa che l'acqua. Se sarà gestita con criteri razionali che possano favorire, è conveniente che sia del comune, perché con le ditte private sappiamo come va a finire. Ai comuni se funzionasse. Comunale secondo me, perché i privati ci stanno scorticando vivi in tutti i sensi. Questo è quello che penso. Poi